Ben ritrovati da Marmite Trek. Oggi vi presentiamo il nostro primo anello che abbiamo fatto assieme nella nostra terra, Bagno di Romagna. È un anello delle Gualchiere. È un anello molto semplice, si parte dal parcheggio dopo il paese di Bagno di Romagna, circa un 3-4 km dopo l'abitato, e c'è appunto un parcheggio molto grande dove appunto si può parcheggiare. Si parte oltrepassando questo piccolo paesino. Arriviamo al primo bivio dove inizia l'anello, sentiero 177 del CAI. Si può fare sia nel lato destro che nel lato sinistro, senso orario e antiorario. Sono ambedue molto molto semplici, alla portata di tutti, sia a livello di di altezza, ma anche appunto di percorrenza. Sono 7-8 km l'anello e con un dislivello appunto di 500 metri, quindi una cosa molto molto tranquilla. I bivacchi sono sempre punto di appoggio importante in qualsiasi sentiero, sia se ci troviamo in difficoltà, sia per fare una nottata con amici. La cosa molto importante è che i bivacchi li hanno costruiti persone formidabili, quindi sono da mantenere tali. Come li trovate dovete lasciarli meglio, quindi puliamoli sempre e non lasciamo rifiuti che non servono. Un saluto da Marmite Trek, questo era il nostro anello delle Gualchiere. Se vi è piaciuto, pollicione e soprattutto iscrivetevi al nostro canale. Ciao da Marmite Trek.